Processioni vietate ma una minivara esce lo stesso, le porte del santuario restano chiuse. Ocean Viking, Sea-Watch, Moby Zaza, tutte le navi in rada a Porto Empedocle come se fosse l'unico porto d'Italia. Vacanze gratis dal 1 luglio a far girare il turismo, ci pensano i bonus. La famosa scogliera di Marna Bianca di Realmonte è chiusa per rischio crolli, ma a molti non interessa, rischiano la vita e ricevono una denuncia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri, prima domenica di luglio, come da tradizione dedicata alla festa di San Calogero, il santo più amato dagli agrigentini, ma le porte del santuario sono rimaste e rimarranno serrate. Processioni e riti vietati secondo quanto deciso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, per scongiurare l'eventualità di assembramenti e contagi da Covid-19. Ma ieri una mini vara di San Calogero è stata portata in giro per la città. Il servizio di apertura è di Eugenio Cairone. Lasciate che i bambini vengano a me. La frase del Vangelo secondo Matteo si adatta a quanto avvenuto ieri ad Agrigento, protagonisti proprio i bambini, scesi per strada portando in spalla una piccola statua di San Calogero per una processione che secondo l'innocenza dei bambini avrebbe compensato la cancellazione della festa. Ma così non è stato, non per colpa dei ragazzini, ma di quel centinaio di adulti che in pratica hanno rovinato un momento che poteva starci senza nulla togliere alla disposizione emessa in occasione della ricorrenza. L'iniziativa dei bambini per qualcuno è stata strumentalizzata nel nome di una devozione che riteniamo non sia giustificata in questo momento, o almeno non così. E adesso saranno i grandi, uomini e donne, che in barba al pericolo e ai divieti hanno facilmente formato assembramenti davanti al santuario. Saranno loro a rispondere di quanto accaduto ieri. Non si può certo dire che è stata la devozione a far rischiare la denuncia, ma la troppa leggerezza nell'affrontare la questione. E a proposito non si può sorvolare sugli assembramenti che si verificano al Lido di San Leone, lontano cioè dal santuario di Piazza Vittorio Emanuele, che intanto continuerà a restare chiuso fino a domenica prossima. Dal venerdì santo con il Cristo morto nelle chiese chiuse alle prime domeniche di luglio ad Agrigento, con l'unica chiesa chiusa. L'esortazione al Santo Nero perché aiuti ad uscire definitivamente fuori dal pericolo è l'unica cosa che in questo momento rimane da fare. Settimana di San Calogero, la chiesa di San Calogero è chiusa. Sentiamo una riflessione dell'avvocato Quattrocchi proprio per ricordare come San Calogero anche in un'altra occasione non fu festeggiato. Il Covid giustifica che non ci sia la processione, si eviti la processione perché la calca e tutto il resto potrebbe generare evidentemente contatti e possibilità di rischi di infezione, ma chiudere la chiesa no,
la gente deve poter avere, anzi in un momento come questo di calamità, per cui è più facile poter come dire, ricorrere alla preghiera, alla fede, alla fiducia nel santo, in questo momento la Chiesa dovrebbe restare aperta, naturalmente distanziati. Dovrebbe contemporaneamente consentirsi di accedere nella chiesa a turno in modo tale da tenere le persone a distanza del santo. Soltanto un atto di fede, un atto di preghiera, inginocchiarsi, comunque è soltanto manifestare il proprio sentimento, ma non oltre questo, per evitare appunto che la calca possa ingenerare rischi. Ma tenere il santo chiuso mi fa ricordare che nel 1943 accadde la stessa situazione, ma in condizioni diverse, perché allora non c'era la pandemia, c'era stato lo sbarco degli alleati e c'era l'occupazione degli alleati e si disse che non si poteva fare la processione perché i carabinieri erano stati privati delle armi, erano subentrati gli americani e gli americani li avevano disarmati. Il prefetto non era diciamo, il rappresentante dell'autorità alleata, dell'autorità civile, che era il capitano Poletti, interpellato, raggiunto da Monsignor La Russa, che era l'arciprete di Porto Empedocle, consentì di poter fare la processione e impose al vescovo Peruzzo, che non voleva dare l'autorizzazione, ma il vescovo non dava l'autorizzazione non perché i carabinieri erano disarmati e non c'era diciamo, il servizio d'ordine, non voleva dare l'autorizzazione perché era sgomento di questa festa, perché era rimasto sconcertato dal modo come si svolgeva la festa, la riteneva una festa pagana, il fatto che il santo non era in chiesa, stava nella compagnia portuale, nella casa del portuale e poi veniva praticamente affidato di fatto ai portuali che poi giravano per il paese in modo disordinato senza osservare neanche le indicazioni della Chiesa, le indicazioni dei preti, e tutto questo Monsignor Peruzzo non lo tollerava, non lo accettava, considerava che era disdicevole quel tipo di manifestazione, che non avesse carattere diciamo, di cristianità, e lo considerava una manifestazione pagana. Poi invece si riuscì a fare uscire il santo, si fece la festa, e peraltro un caso eccezionale che il servizio d'ordine lo fece la polizia militare. La polizia militare era comandata da un sergente di colore, il quale non mai aveva avuto la possibilità, mai aveva visto in America un santo cattolico della Chiesa cattolica bianco e nero, li aveva visti tutti bianchi, quindi impazzì quando vide che il santo nero, e infatti se lo ricordano tutti, almeno allora si ricordava tutti, e ne ha dato una bellissima menzione Camilleri, lo scrittore Camilleri, che fece un racconto che fu il suo primo racconto, il suo primo avvio nell'attività letteraria, ed è un fatto che tutti ricordano perché quel sergente impazzì dietro diciamo, ai portatori del santo e si mise a correre assieme ai portatori del santo, altro che fare servizio d'ordine, praticamente si mise a correre dietro il santo e si svuotò le tasche dei dollari e li lasciò al santo stesso, a San Calogero, come devozione. Quindi credo che la Chiesa dovrebbe essere riaperta. Perché tenere il santo chiuso in chiesa? Perché tenere la polizia davanti alla chiesa, che sembra come se il santo fosse agli arresti domiciliari? Anche la benedizione del pane. Anche la benedizione del pane si può fare qua, è un atto puramente e semplicemente di fede e di devozione al santo, basta, consentiamolo almeno questo. Tra l'altro la pandemia dovrebbe anche aiutare un po' le persone a uscire fuori da questo stato di preoccupazione, di soggezione, di angoscia che si vede ancora in giro.
Un detenuto della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento è risultato positivo al Covid-19 ed è stato trasferito e ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Si tratta di un uomo originario dell'Ennese che era stato arrestato la scorsa settimana nell'ambito dell'operazione antimafia della DDA di Caltanissetta denominata Ultra. L'uomo aveva una leggera febbre ed è stato sottoposto all'interno dell'istituto penitenziario a tampone. Il detenuto era in stato di isolamento. Tutti coloro che arrivano al carcere Petrusa vengono tenuti in isolamento finché non giunge l'esito del tampone. Qualora il test fosse stato negativo, sarebbe stato portato, come protocollo impone, nell'area delle celli comuni. In questo caso, visto che il tampone ha dato esito positivo, l'indagato è stato invece trasferito all'ospedale di Caltanissetta. Per la casa circondariale di Agrigento si tratta del terzo caso di coronavirus accertato, il primo di un detenuto però. Nei mesi scorsi erano risultati positivi 2 poliziotti penitenziari, entrambi originari di Raffadali ed entrambi guariti dopo un periodo di quarantena domiciliare. Immigrazione d'accoglienza al tempo del Covid. L'Ocean Viking è davanti a Porto Empedocle, trasbordo sulla nave quarantena Moby Zazza dei 180 migranti salvati in acque internazionali. Avverrà dopo l'esito dei tamponi. C'è il servizio. L'Ocean Vikings, con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata in rada a Porto Empedocle poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave quarantena Moby Zazza avverrà, se non ci saranno direttive dell'ultima ora da parte del Viminale, direttamente in rada. Alla nave non è stato infatti assegnato nessun porto sicuro. Per ordine della Capitaneria di Porto è dunque ferma in rada davanti al porto. E in rada c'è anche la Moby Zazza e la nave di un'altra ONG, la Sea-Watch 3. Arriveranno più tardi gli esiti dei tamponi Covid-19 ai quali sono stati sottoposti i migranti a bordo. Si tratta di 60 persone provenienti dal Bangladesh, 3 dal Camerun, 17 egiziani, 11 eritrei, del Ghana, un ivoriano, 1 del Mali, 11 del Marocco, 46 pakistani, 16 tunisini, 1 nigeriano, 4 del Sud Sudan, 3 del Sudan del Nord. Il trasbordo dei migranti avverrà soltanto dopo che giungeranno gli esiti dei tamponi e dopo che 169 migranti che hanno effettuato la sorveglianza sanitaria sulla Moby Zazza lasceranno la nave quarantena e dopo la sanificazione. Sulla Moby Zazza, dopo lo sbarco dei 169 migranti e prima dell'imbarco dei 180, resteranno 42 persone, di cui 30 contagiati dal Covid, che sono sul ponte numero 7, la cosiddetta zona rossa. Nell'Agrigentino intanto infuoca la polemica. Il presidente provinciale di Confcommercio Francesco Picarella afferma: la presenza in rada della Moby Zazza come nave quarantena per i migranti, Sea-Watch e Ocean Vikings certificano come l'Italia sia diventata la barzelletta d'Europa. E ancora prosegue: non basta il Covid a mettere in ginocchio l'economia prevalentemente turistica della zona. Adesso la singolare presenza delle navi ONG a Porto Empedocle e la presenza della nave quarantena in rada sta provocando diverse cancellazioni nelle strutture turistiche della zona. La politica del ministro Lamorgese sul tema sta offrendo alle navi ONG un rifugio, come se Porto Empedocle fosse l'unico porto sicuro d'Italia. Picarella ha lanciato un appello alla deputazione regionale e nazionale affinché venga immediatamente ristabilita una necessaria tranquillità attraverso interventi che prevedano una fiscalità di vantaggio e risarcimenti agli esercenti per il gravissimo danno arrecato. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Filippazzo, 46 anni, di Porto Empedocle, accusato di tentato omicidio. Dunque rigettate le istanze della difesa dell'uomo che chiedevano la revoca del provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento Luisa Turco dopo l'interrogatorio di convalida che aveva visto l'accusato fare scena muta avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande. L'uomo era stato fermato in seguito ad un attentato fallito all'interno di un'attività commerciale del paese dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe cercato di sparare per ben 3 volte all'indirizzo di uno dei titolari, scagionata invece la moglie che in un primo momento era stata fermata con l'ipotesi di reato di detenzione di arma clandestina. Vacanze gratis, scopriamo come funziona il bonus vacanza e chi può usufruirne. Lello Casesa.
Arrivano tiepidamente i primi segnali di ripresa con l'introduzione del bonus vacanze venuto dal governo guidato da Giuseppe Conte. La misura pensata dall'esecutivo per rilanciare il turismo soffocato dalla pandemia sta trovando interesse nel paese da parte di cittadini e agenzie di viaggio. Alcuni tra quelli che lo hanno utilizzato dicono che è anche semplice la procedura. Ci siamo informati, abbiamo fatto passo dopo passo quello che ci veniva richiesto. In pochissimo tempo abbiamo ottenuto un codice che ci ha consentito di avere 400 euro. Il bonus di vacanze si può chiedere dal 1 luglio e si potrà continuare a farlo fino al 31 dicembre 2020. L'agevolazione introdotta con il decreto rilancio è rivolta ai singoli individui e nuclei familiari i cui ISEE in corso è inferiore a 40.000 euro, una sorta di sconto che lo Stato italiano fornisce a chi decide di soggiornare presso una struttura ricettiva italiana. Prevede diverse tipologie di importi a seconda del numero di persone che compongono il numero familiare e si parte da 150 euro per una sola persona. Il bonus non viene erogato nello stesso istante, l'80% è disponibile come sconto immediato nel momento in cui si salda il soggiorno, mentre il 20% viene restituito come detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Molto simile a quanto proposto da Confcommercio Sicilia con la promozione di una notte gratis per chi soggiorna in Sicilia, iniziativa Fly to Palermo. Vola a Palermo, prenota 4 notti, una è gratis. La promozione per incentivare e sviluppare il turismo. L'iniziativa, che continuerà per tutto il 2020, è aperta a tutte le strutture ricettive iscritte al registro delle imprese che potranno partecipare scrivendo ad agrigento@federalberghi.it destinate ai passeggeri in arrivo all'aeroporto di Palermo con un volo di qualsiasi compagnia aerea. L'iniziativa mira ad incentivare il turismo nel territorio dopo un periodo di grande incertezza, dichiara Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Sicilia e presidente di Federalberghi Agrigento. Oltre alla notte gratis, grazie all'accordo con l'Associazione delle Guide Turistiche, offriremo senza alcun costo aggiuntivo un welcome meeting che si svolgerà alle 18 del giorno di arrivo a coloro che aderiranno alla promozione. Sempre più squallide le notti dei fine settimana a San Leone, teatro della rissa, ancora una volta la località balneare di Agrigento, dove si riversano migliaia di giovani anche a dispetto delle norme anti-assembramento che, non bisogna dimenticarlo, sono sempre in vigore. Ieri sera, come accaduto lo scorso weekend, diversi giovanissimi sono stati protagonisti di episodi incresciosi. Sul posto in maniera repentina sono arrivati i poliziotti. Gli agenti in poco tempo hanno riportato la calma, sono volate grosse parole e anche qualche scazzottata di troppo. Non è la prima volta che Piazza Giglia è palcoscenico di scorribande tra ragazzini. Le forze dell'ordine che presidiano la zona hanno bloccato i giovanissimi evitando il peggio. Un'altra rissa è stata segnalata al porticciolo di San Leone. Sul posto si è precipitata la Guardia di Finanza. Evidentemente le misure attuate dalle istituzioni non sono sufficienti. Dall'inizio dell'estate una cinquantina di persone sono state già denunciate a piede libero per il reato di violazione dei sigilli perché trovate dentro l'area interdetta della Scala dei Turchi, e anche ieri diverse persone si sono introdotte dentro il sito. Lo denuncia Maria Amico. C'è il servizio. Bisogna fare qualcosa per far rispettare le regole e fronteggiare l'anarchia alla Scala dei Turchi. L'associazione ambientalista Maria Amico denuncia l'intrusione illegale sulla famosa scogliera di Marna Bianca a Realmonte. La Scala dei Turchi è stata posta sotto sequestro lo scorso 27 febbraio dalla Procura di Agrigento poiché è ritenuta pericolosa. Dall'inizio dell'estate, denuncia Claudio Lombardo di Maria Amico, una cinquantina di persone sono state già denunciate a piede libero per il reato di violazione dei sigilli poiché trovate dentro l'area interdetta. Ieri, nel primo weekend di luglio, diverse persone, approfittando dei mancati controlli, si sono introdotti dentro il sito. A firmare il provvedimento era stato, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Provvedimento che venne convalidato nei giorni immediatamente successivi dal giudice per indagini preliminari ed è stato confermato di recente dal Tribunale dell'Esame. Appena lo scorso fine settimana, quando scattò uno dei tanti controlli della Capitaneria di Porto, alcuni dei presenti
presenti sulla Scala dei Turchi si sono gettati in mare allontanandosi a nuoto. Altri si sono invece arrampicati sulla sommità della scogliera, praticamente nella parte più pericolosa, impedendo però la loro identificazione. 4 invece le persone pizzicate mentre erano ancora sulla Marna Bianca, che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento. Appena pochi giorni prima i carabinieri avevano denunciato altre 13 persone fra turisti agrigentini sorpresi a passeggiare o a prendere il sole sulla scogliera come se nulla fosse. Come se quei divieti dell'accesso, in quanto area sottoposta a sequestro appunto, non ci fossero, e prima ancora i militari della Guardia Costiera e le guardie del Corpo Forestale avevano denunciato sempre per violazione dei sigilli altre 9 persone. In quella circostanza in 4, fra cui 2 minorenni, vennero sorpresi ad effettuare un servizio fotografico. La Capitaneria di Porto Empedocle ha intensificato, visto l'esponenziale aumento di presenze sulla spiaggia attigua, i controlli. Nonostante la presenza dei cartelli bilingue di divieto, i militari continuano a sorprendere turisti, ma anche agrigentini, su una scogliera bellissima ma ritenuta, a causa dei tanti crolli della falesia, pericolosa. Il comandante della Guardia Costiera di Porto Empedocle, il capitano di fregata Gennaro Fusco, ha più volte lanciato l'appello a non accedere alla Scala dei Turchi perché al momento, oltre ad essere pericoloso, si tratta di un bene paesaggistico sequestrato. 2 banditi, di cui uno armato di pistola col volto coperto, hanno messo a segno una rapina al distributore di benzina DB alle porte di Canicattì. I 2 sarebbero giunti a bordo di una moto e hanno minacciato i dipendenti dell'impianto facendosi consegnare l'incasso di giornata, circa 2.000 euro. Una volta compiuta la rapina, i banditi si sono dileguati in direzione di Castro Filippo. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia del paese che hanno avviato le indagini. Adesso c'è la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Ricominciare si intitola così il documento messo a punto dalla CISL Scuola come contributo alla discussione che si sta sviluppando in vista del ritorno nelle aule a settembre. Lello Casesa. Il rientro a scuola degli studenti italiani è la sintesi di una lunga nota a firma della Segreteria Nazionale della CISL al governo Conte e alla ministra della Istruzione Lucia Azzolina. Vengono elencate numerose indicazioni e prescrizioni da adottare nelle scuole per gli studenti italiani: distanziamento, accurata pulizia dei locali e servizi igienici, consulenti ed esperti, medico competente, supporto in caso di contagio, individuazione di locali esterni all'edificio scolastico, assenza del personale e tanto altro ancora. Sono alcune delle indicazioni che, si chiede nella nota CISL, dovranno essere inserite nel protocollo con il Ministero dell'Istruzione per garantire la sicurezza ai giovani studenti. Sono tantissime le domande alle quali si cerca di dare una risposta più o meno distensiva da parte dei maggiori rappresentanti delle sigle sindacali. Come dovrà essere assicurato e quantificato, ad esempio, il distanziamento o lo spazio di spostamento dei ragazzi, considerando che nelle classi il movimento degli alunni è un dato costante e normale? Dovrà essere nello stesso modo per tutti oppure per fasce di età diverse? Come ci si dovrà muovere nelle scuole previste di mensa sui criteri di ristorazione? Quali soluzioni potranno essere adottate per i laboratori nelle scuole professionali e tecniche dove i macchinari impongono spazi di lavoro difficilmente modificabili? Chi dovrà certificare la capienza delle aule? Come sarà garantita la pulizia nelle scuole, nei bagni e nelle palestre? Come si dovrà coordinare l'utilizzo dei mezzi di trasporto in capo agli enti locali con la funzionalità del servizio scolastico? Sono tantissimi gli interrogativi sui quali ad oggi non vengono fornite risposte puntuali ed adeguate da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, scrive la CISL Scuola. Riteniamo inopportuna l'esclusione delle organizzazioni sindacali dai tavoli regionali, anche in considerazione dell'impatto delle diverse misure sul rapporto di lavoro. È necessario, conclude la nota della CISL, un intervento legislativo per limitare le responsabilità penali e civili dei dirigenti e del personale scolastico. Gli studenti italiani ritornano a scuola il prossimo 14 settembre. Queste le indicazioni di massima che il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha dato in occasione delle linee guida per la riapertura degli istituti scolastici. Il documento ha anche avuto l'approvazione delle regioni e degli enti locali, è stato già inviato ai dirigenti scolastici dei vari plessi. Sarà infatti necessario trasformare le difficoltà di un determinato momento storico dovute al Covid-19 in un proprio volano per la ripartenza e per l'innovazione,
così come è scritto nell'introduzione al documento, rispettando ovviamente le giuste misure di sicurezza. Stamani ci siamo recati presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini per vedere come si stanno organizzando. L'anno scolastico che si è appena concluso è stato un anno estremamente particolare, l'abbiamo concluso nel miglior modo possibile. Ci accingiamo a iniziare questo nuovo anno scolastico 2020-2021 con tutta una serie di problematicità e di criticità. Siamo al lavoro come staff e stiamo cercando di addivenire a soluzioni migliorative per tutti i nostri alunni. Abbiamo letto le linee guida del Ministero che, ahimè, penalizzano un po' tutte le scuole, atteso che bisogna mantenere il distanziamento sociale e le nostre strutture, credo un po' tutte le scuole di Agrigento, ma della Sicilia, non credo che possano avere quelle dimensioni utili per garantire il dimensionamento sociale come si richiede. Chiaramente ci vorranno nuovi locali, ci vorranno nuove strutture e in questo sicuramente in sinergia con l'ente locale cercheremo di trovare delle soluzioni per un rientro il più possibile sicuro per tutti i nostri alunni. Noi come scuola già abbiamo fatto delle riunioni, cercheremo di addivenire a soluzioni quali il rimodelamento, la rimodulazione dell'orario, cercando, ripeto, di dare risposte concrete e soprattutto mettere nelle migliori condizioni i nostri studenti. Si parla di doppi turni, si parla, almeno questo è quello che si dice nelle varie scuole, nelle altre scuole, di doppi turni, di distanziamento di almeno 1 metro dei ragazzi, l'attività motoria, insomma su tutto questo come pensate di districarvi in queste nuove norme? Ma io innanzitutto escluderei sin dall'inizio come scuola i doppi turni, perché i doppi turni comportano un aggravio di lavoro per i docenti, perché bisogna anche rafforzarsi con il quadro orario che ogni docente ha e soprattutto con le difficoltà che le famiglie avrebbero nel poter seguire i loro figli in turni antimeridiani e pomeridiani, atteso che ci sono famiglie che hanno figli che frequentano specialmente il nostro istituto, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria primo grado, quindi con difficoltà oggettive. In questo momento io escluderei assolutamente il doppio turno, cercheremo sicuramente di dare risposte concrete e fattibili, rimodulando, ecco quello sì, un orario mattutino, scaglionando eventualmente le entrate e le uscite, però ripeto, sia ancora tutta una fase in itinere, però ce la stiamo mettendo tutta per dare contezza a un'azione educativa da noi impressa ormai da tempo e che ha dato ottimi risultati. Quindi le famiglie devono stare tranquille e serene perché daremo quelle risposte che possono essere positive sia per gli alunni, per le famiglie e anche per il corpo docente tutto. Si parla anche di lezioni più corte, non so, una lezione media magari sui 40 minuti, 45 minuti. Ma questo bisogna vedere un po' il Ministero cosa ci indicherà, perché nel momento in cui si riduce l'unità oraria poi bisogna capire quando e come poter recuperare questi minuti che non si svolgono. Per cui ripeto, se una fase a mio modo di vedere di attesa, in attesa, mi perdoni bisticce parole, che escano altre disposizioni più dettagliate e più precise, perché al momento, ripeto, la soluzione più semplice sarebbe il reperimento di nuovi locali. Ne approfitto per dire che questo anno scolastico che è terminato è stato un anno straordinario, emergenziale, e in questo però c'è veramente la capacità della scuola di sapersi, mi permette il termine, riciclare ad una situazione emergenziale, e poi alla fine credo che tutti quanti abbiamo ottenuto ottimi risultati, perché pur se investiti da un mare a mare aperto, una tempesta a mare aperto ci ha investito tutti, però in realtà tutti quanti poi siamo riusciti ad approdare e a dare le giuste gratificazioni, i giusti risultati ai nostri alunni e alle loro famiglie, che hanno compiuto veramente un notevole sforzo, un notevole sacrificio per questa situazione che si è venuta a creare durante l'anno. Ultima domanda, ecco, sul corpo docente so che c'è una grossa carenza, voi come istituto come siete messi? Ma
Ma per quanto riguarda, noi abbiamo un corpo docente estremamente valido e preparato, ma soprattutto consolidato nel tempo. Tutti i nostri docenti sono di ruolo all'interno di questa istituzione scolastica, non abbiamo docenti precari, per cui c'è questa movimentazione dei docenti di anno e anno, ma sono tutti docenti in pianta stabile nella nostra scuola, e questo ci favorisce perché sicuramente si può dare quell'offerta formativa sempre più ampia e approfondita, e soprattutto la conoscenza da parte dei nostri docenti dell'utenza tutta. La Sicilia scivola agli ultimi posti nella Governance Pool 2020 del Sole 24 Ore, con il primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, che si piazza al 77° posto. Peggio di lui Leoluco Orlando, sindaco di Palermo, e Salvo Pogliese, primo cittadino di Catania. La Sicilia si risolleva però con Cateno De Luca, sindaco di Messina, al 2° posto. Questi i risultati dell'indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 regioni a elezioni dirette dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia, realizzata per il Sole 24 Ore. L'ex provincia di Agrigento batte cassa e mette in vendita i gioielli di famiglia. Approvato dal commissario di Pisa il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni di proprietà del libero consorzio provinciale. Vediamo. Approvato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento uno degli atti propedeutici all'adozione del bilancio di previsione. Sono stati infatti individuati i beni da alienare e valorizzare di cui è prevista la vendita o l'utilizzo mediante comodato d'uso nel corso del triennio 2020-2022. Beni che hanno un valore totale complessivo di oltre 6 milioni di euro. Il relativo piano delle alienazioni e valorizzazioni è stato approvato dal commissario straordinario Girolamo Alberto di Pisa ed include 7 unità immobiliari di proprietà dell'ente. Grazie all'adozione dello strumento di programmazione potranno essere venduti questi immobili: un lotto di terreno adibito a villetta comunale nel comune di Castrofilippo, confinante con la proprietà del comune, ed altre proprietà private dal valore di 30.000 euro da dismettere con previsione di vendita nel 2021. Un edificio ubicato nel comune di Comitini, confinante con proprietà private del valore di 6.395 euro da dismettere con previsione di vendita nel 2021. Un immobile pertinenza denominato Casa Albergo per la terza età che si trova a Ribera dal valore netto di inventario di 662.400 euro con previsione di vendita sempre nel 2021. Saranno posti in vendita anche il relitto stradale lungo la ex strada provinciale 37 nel tratto Sciacca-Caltabellotto San Carlo, pari a 320 metri quadrati con un prezzo stimato di 640 euro. L'immobile e le pertinenze al momento in affitto all'ufficio del territorio del governo per la sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ricade nel territorio comunale di Agrigento in via Marzabotto a Villa Seta, del valore netto di inventario di 918.000 euro con previsione di vendita nel 2021. Il centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli nel territorio comunale di Ribera, che ha un valore netto di inventario di 4.460.408 euro con una previsione di vendita sempre nel 2021. Il piano contiene anche un immobile da destinare alla valorizzazione mediante la cessione in comodato d'uso gratuito per operazioni di riqualificazione e recupero in corso di definizione di comodato d'uso a partire dal 2020. Si tratta del terreno in località Caos ad Agrigento, che sarà dato in comodato d'uso gratuito al Parco Archeologico della Valle dei Templi. Raffineria di Milazzo, incontro per il futuro del polo industriale. C'è il servizio. Non si placa l'attività delle sigle sindacali di categoria a difesa della raffineria di Milazzo. Insieme chiedono che la Regione ritiri il piano regionale della qualità dell'aria che impone alle industrie presenti sul territorio regionale il rispetto dei limiti di emissioni e inquinamento a difesa della salute dei cittadini. Un piano che è arrivato dopo anni di lotte da parte di cittadini e associazioni e che pone parametri ben precisi da rispettare entro il 2027. La raffineria ha già fatto sapere di non essere in grado tecnicamente di adeguare i propri impianti nonostante l'ampio margine di tempo. E così ha minacciato di chiudere lo stabilimento, facendo scattare tra i lavoratori una mobilitazione che, annunciano le sigle sindacali di categoria, si farà sempre più forte e costante. Quella per la raffineria di Milazzo, si legge in una nota dei sindacati, è un'avvertenza che investe non solo i lavoratori diretti, ma anche quelli dell'indotto e complessivamente un territorio intero che fa affidamento sulla redditività del sito industriale. CGIL, CISL e UIL, insieme alle federazioni di categoria, hanno affrontato tutti i temi della mobilitazione nel corso di un incontro che si è tenuto presso la sede della UIL Messina.
Dagli interventi dei responsabili sindacali di settore è emersa la forte preoccupazione dei lavoratori diretti e dell'indotto metalmeccanico ed edile. Abbiamo deciso di avviare una mobilitazione dei lavoratori, sottolineano i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, avviando un percorso con il quale si prende una presa di posizione forte. La Sicilia registra una grande anomalia che non si può permettere. Il piano della qualità dell'aria prevede una soglia di emissioni più alta rispetto alle altre regioni. Questo significa che scapperà la raffineria, ma anche altre industrie siciliane non potranno rientrare in quei limiti e quindi abbandoneranno il territorio. Per CGIL, CISL e UIL si deve intervenire immediatamente perché è seriamente a rischio la continuità produttiva. Chiediamo che venga subito ritirato il piano della qualità dell'aria, rivedendolo per garantire industria e salute. Ambiente e lavoro devono camminare assieme, occorre però che anche l'azienda abbia una visione diversa, costruendo un progetto in cui mettere al centro la responsabilità sociale e la qualità del lavoro, con adeguati e massicci investimenti per l'ambientalizzazione, la sicurezza e la modernizzazione degli impianti. In assenza dell'incontro con il governatore Musumeci, già richiesto dai vertici del sindacato regionale, vi sarà una mobilitazione forte di tutti i lavoratori diretti e dell'indotto della raffineria di Milazzo. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. In Sicilia è pronto a nascere un nuovo comune dal nome Misilcemi e l'UDC è contraria. Vediamo. Questo non è un argomento nuovo proprio perché il partito l'UDC lo ha affrontato già durante la competizione referendaria e già il partito si era determinato ad esporre le ragioni e i motivi che giudicano antistorico e anacronistico in un periodo in cui in tutta Italia si va alla fusione dei comuni e alla messa insieme dei comuni, di creare un altro comune di 10.000 abitanti in un momento storico, contingente storico che non lo consente con tutta evidenza. I trasferimenti regionali e statali rendono difficile già la vita ordinaria dei comuni più grandi, figurarsi se un comune più piccolo possa avere la speranza solo di poter affrontare le difficoltà di gestione politica e amministrativa quotidiana ed ordinaria. È una pazzia. Ho fatto parte del comitato per il no, ci siamo posti pubblicamente e ufficialmente avverso a questa ipotesi che è scellerata, così la giudichiamo, e che si è potuta avverare solamente per una serie di fortuite circostanze, laddove il Consiglio Comunale passato, per fare un dispetto al precedente sindaco, ha votato l'assenso al referendum, laddove la legge 30 è stata recentemente modificata, così tutti i quartieri di tutte le città della Sicilia che lamentano scarsezza di interventi rispetto al proprio comune, se tutte le frazioni o i quartieri che sono periferici dovessero esprimere una volontà di autonomia, noi ci troveremo una regione di 5 milioni di abitanti con 500 comuni da 10.000 abitanti l'uno. Per questo parlo di antistoricità, di anacronismo, di una scelta che è aberrante di fronte ad un territorio che ha sicuramente avuto motivo di lamentarsi. Vedo una volontà perniciosa di affermazione politica dell'interesse particolare di qualcuno che vuole erigersi a sindaco del Rione Sanità, per dirla con Peppino De Filippo, ma questo non verrà consentito perché la democrazia si è espressa con un voto popolare che era consultivo. Se ci fosse anche la motivazione che Trapani ha avuto finalmente paura di perdere questi 10.000 abitanti, Trapani che non è che poi sia una città popolosa, perdendone 10.000... Arriviamo poco più a 50.000, 53.000, saremmo il penultimo capoluogo di provincia della regione con tutto quello che ne consegue. Per questo continuo a dire che è una scelta scellerata, antistorica e anacronistica. È una scelta di retroguardia che guarda solo ad un interesse particolare di manipolatori di coscienze del territorio che vogliono perseguire il loro interesse politico ed elettorale. Direttore, la questione si esaurisce domani, voterà la prima commissione e darà il parere al disegno di legge governativo per portarlo in aula al Parlamento regionale. Domani si conclude quindi la fase giuridica che è prevista, il percorso giuridico che è previsto dalla legge 30, che ribadiva appunto il referendum, la predisposizione delle relazioni da parte dell'assessorato agli enti locali, il disegno di legge, il parere della commissione. Finisce il percorso giuridico, ora entrano in gioco i politici, è la politica che ha il dovere di porsi una riflessione e dire se in questo momento storico può essere realizzabile una prospettiva del genere. Sono i partiti della provincia di Trapani, sono i partiti in special modo proprio quelli di Trapani. Io sono commissario di un partito e sono trapanese e ho investito la questione politicamente il
mio partito, è il gruppo parlamentare del mio partito. Mentre finisce in tribunale la mancata assegnazione a tavolino della Serie D al Canicattì Calcio, la società del presidente Angelo Licata si è rivolta ai propri legali per impugnare la decisione assunta dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ha clamorosamente escluso il team biancorosso dalla quarta serie nazionale. C'è il servizio. Avrà uno strascico giudiziario la vicenda della mancata assegnazione a tavolino della Serie D al Canicattì Calcio. La società biancorossa, guidata dal presidente Angelo Licata, ha infatti deciso di adire alle vie legali per la clamorosa esclusione dal torneo calcistico di quarta serie nazionale. Abbiamo già dato incarico ai nostri legali, dice il presidente Licata, di impugnare le decisioni assunte dalla Lega. Il criterio di meritocrazia è viziato dalla scelta di premiare le due squadre che si trovano a pari punti, prima in classifica nei campionati dell'Eccellenza Basilicata e Piemonte Girone B. La scelta di assegnare la vittoria del campionato di eccellenza Basilicata e Piemonte Girone B a due squadre ex equo non è suffragata da nessuna norma organizzativa interna della FIGC e non ha precedenti nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Nella impossibilità di poter disputare una partita di spareggio, sarebbe stato giusto che la vincente dei campionati venisse scelta in ottemperanza della classifica avulsa, a criterio peraltro utilizzato per determinare la classifica del campionato di Serie D per l'attuale stagione sportiva 2019-2020, retrocessioni comprese. Le due squadre individuate quali migliori seconde dei rispettivi campionati di eccellenza sono il Rotonda Eccellenza Basilicata, che ha totalizzato 64 punti in 25 partite con una media punti pari a 2,560 a partita, e il Saluzzo Eccellenza Piemonte Girone B, che ha totalizzato 43 punti in 21 partite con una media punti a partita di 2,048. Dal controllo sulla media punti per partita delle migliori seconde è a colpo d'occhio riscontrabile che la seconda classificata dell'Eccellenza Piemonte Girone B ha una media punti per partita inferiore a quella del Canicattì, che è di 2,167. che pertanto viene gravemente danneggiata dall'utilizzo di un criterio ingiusto oltre che non suffragato da disposizioni normative. La decisione di promuovere il Saluzzo, che occupa il 12° posto nella classifica delle migliori seconde, è stata assunta in palese violazione del criterio del merito sportivo, più volte richiamato dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti. È evidente che è stata perpetrata a danno della SD Canicattì, aggiunge il presidente Angelo Licata, una ingiustizia sportiva. Abbiamo vinto tanto, ma abbiamo soprattutto sempre accettato tutte le sconfitte con eleganza, dignità e sportività. Questa è una inaccettabile sconfitta dello sport, conclude il massimo esponente del sodalizio sportivo canicattinese e dei principi in cui abbiamo sempre creduto. Rimaniamo fuori dalla Serie D, ma a testa alta e fieri di essere canicattinesi. Storica promozione in Serie B per il Futsal Canicattì 5 allenato da Jack Giardina. La Lega Nazionale Dilettanti ha sciolto la riserva e ha ammesso la società biancorossa al prestigioso torneo cadetto nazionale. Vediamo. La notizia tanto attesa è arrivata. La Lega Nazionale Dilettanti, divisione calcio a 5, ha ammesso il Futsal Canicattì 5 al campionato di Serie B nazionale. La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma soltanto oggi a mezzogiorno è stata ufficializzata dalla FIGC. Il Canicattì dunque viene ammesso per la prima volta nella storia del movimento calcistico locale nella serie cadetta, raggiungendo un traguardo ambizioso e scrivendo una delle pagine più belle della storia sportiva della città. Al termine di un campionato, quello di C1, disputato ad altissimi livelli e chiuso a classifica cristallizzata per la sospensione del torneo al secondo posto alle spalle del Bagheria, la società canicattinese spicca il volo ed esce dai confini regionali. Un merito questa promozione in Serie B da ascrivere sicuramente all'allenatore, l'esperto tecnico Jack Giardina, che con il supporto del presidente Vincenzo Urso ha completato quest'anno un roster di alto livello che si è amalgamato con lo zoccolo duro delle precedenti stagioni, come quella della stagione 2018-2019, che si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia e con la promozione in Serie C1. Questi i giocatori che hanno permesso di raggiungere l'ambizioso traguardo della Serie B. Calogero Roccaro, Gero Ilardo, Gabriele Daino, Gianluca Esgro, Giuseppe Restivo, Benito Sirone, Davide Cottone, Vincenzo Madonia, Vincenzo Lucchese, Giovanni Falsone, Emanuele Gallo, Francesco Moncada, Giuseppe Orlando e Pio Giardina. Un traguardo condiviso con il presidente Vincenzo Urso dai dirigenti Carmelo Restivo, Salvatore Caltabiano, Massimo Tavella, Francesco Mallamace, Antonio Cucurullo e Vincenzo Todaro. La società non ha mai nascosto le proprie velleità già dalla prima fase del mercato e dagli
ingaggi di Madonia e Cottone, a cui si erano aggiunti Moncada e per ultimo Vincenzo Lucchese, si era vista l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista in C1. Ringraziamo il presidente regionale della LND, la Lega Nazionale Dilettanti della Sicilia, Santino Lopresti, e il delegato del calcio a 5 Maximiliano Birkler, ha detto la società biancorossa, per aver supportato la nostra candidatura quale migliore seconda classificata ai fini della promozione in Serie B. Che la festa abbia inizio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.